questa puntata di 4MAQ andremo a Cagliari per intervistare Gypsy e Alifet Met, due b-boy della Devasta King. In seguito saremo a Porto Torres per intervistare due writer, Tarma e Gibbone. Questa è la seconda parte di 4MAQ, il programma che si occupa dell'hip hop in Sardegna. Siamo stati a Cagliari per intervistare la crew di breakdance dei Devasta King e adesso ci troviamo a Porto Torres e intervisteremo due writer che si chiamano Tarma e Gibbone. Stanno giusto arrivando, adesso vediamo cosa hanno da raccontarci. 4MAQ. I used to be a piece of shit till I dropped it. Eating with convicts, straight projects, profits. That's the object. Hunger pains, spit the grief out. I kick your teeth out. We non-fiction. Up in the club with heaters out. No doubt. Insanity the motive. I'm never broke. Body strapped with explosives. Suicide rap, your team poses. Teeny bops, rock zucchini tops and arm holsters. Looking like feds and posters. Devils and brokers. I got a lot of love, but if you want hate, I got a lot of guns. You want crack? I got a lot of drugs. Kind of bugs. The way the world can make it right. Io ho iniziato, comunque mi sono avvicinato all'hip hop intorno al 95 più o meno. Ho iniziato dipingendo, facendo i primi pezzi così. Ma più o meno per 2 anni ho dipinto, ma molto raramente perché la possibilità per dipingere non ce l'avevamo sempre. Poi vabbè ho conosciuto la breakdance, ho iniziato a breccare e quindi ho mollato un po' il discorso writing, che ho ripreso più o meno nel dicembre del 2005, quando purtroppo ho avuto un infortunio, quindi non potevo più breccare. E niente, quindi da quel periodo lì più o meno ho continuato a dipingere costantemente. We got guns! They got guns! Crazy ill man rowdy. I got shit locked, bringing the noise, bringing the bump, pop the clock, but only if you feel this shit. Here's a bulletin, State Police, Princeton Junction. Hills Militia. Certain individuals of unidentified nature is now under complete control. Hip-hop is not what it is today. It's the real. It's the Militia. Allora, ho iniziato a appassionarmi ai graffiti e al writing intorno alla fine del 95, dopo aver visto i pezzi della quella che è la prima crew di writing di Porto Torres, i Requaldi. Subito ho iniziato a disegnare su carta affinché i primi del 96, spinto da altri ragazzi che già dipingevano, ho realizzato il mio primo pezzo. Poi comunque per quel periodo di tempo lì, dopo il 96 non ho mai dipinto con molta continuità. Ho iniziato a dipingere con continuità verso il 2002, prima comunque non c'erano molte le possibilità di dipingere perché comunque posti legali Porto Torres non ne offre tantissimi. Quindi poi, essendo anche comunque rimasto da solo per un periodo perché tutti avevano smesso, dopo sono entrato in contatto con KL, un altro writer di Porto Torres, e allora abbiamo iniziato a disegnare assieme finché nel 2005 ha ripreso anche Gibbone di Spray Man e lì stiamo continuando. Come parto per costruire un pezzo è semplice, io lavoro inizialmente su carta, faccio la cosiddetta bozza e poi vabbè abbiamo la possibilità comunque qua a Porto Torres, grazie all'amministrazione comunale, diversi spazi sui quali poterci esprimere e niente, pressoché facciamo quasi sempre pezzi legali, quindi oramai poi anche vista l'età abbiamo abbandonato le cose illegali per diversi problemi anche. E niente, il pezzo viene anche abbastanza naturale, una volta che sei poi lì davanti al muro ti accorgi anche come va sviluppato. Ecco. Solitamente la bozza è giusto
per darmi un'idea di che cosa poi verrà fuori, poi non la coloro, la bozza, poi sta lì nel muro, perché molte volte non sempre quello che realizzi su carta poi si può fare sul muro, comunque viene uguale. Ma per quanto riguarda i miei modelli, non ho mai avuto un modello, soprattutto all'inizio, un modello ben preciso, comunque un writer a cui vedevo le riviste comunque a quelle epoche che giravano e che comunque magari vedevi le combinazioni dei colori di uno e ti facevano venire un'idea, vedevi il lettering di uno e magari ti ispiravano qualcosa. Poi per il resto mi piace dipingere sia legalmente e anche illegalmente, come penso tutti quanti i writer. Poi comunque qui a Porto Torres abbiamo fortuna e comunque abbiamo abbastanza posti dove c'è permesso di dipingere legalmente, quindi forse il legale è la parte grossa della nostra attività comunque. Ho partecipato anche ad alcuni contest, ma sempre qua nei dintorni di Porto Torres, un paio di volte a Sassari. E niente, no, ho notato che comunque è una cosa che ti può aiutare. In effetti mi piacerebbe anche andare magari da altre parti, comunque conoscere altre realtà, perché comunque ti possono arricchire, ti possono dare anche un senso di quello che è questo tipo di cultura anche fuori dalla tua realtà, e quindi chiaramente ti può arricchire quello che è il tuo bagaglio, ecco. Rispetto a tanti anni fa, comunque anche quando ho iniziato io, gli unici spray reperibili erano le Epic Color, che penso tutti conoscano. Invece oggi comunque un writer anche che inizia oggi si trova una grande varietà di spray con le quali può iniziare, quindi già c'è un miglioramento per quanto riguarda il mezzo proprio del writing, che sono gli spray, che sono molto migliorati. Poi comunque anche penso che la diffusione di internet, perché al giorno d'oggi tutti abbiamo internet, quindi penso che un ragazzino, uno che si avvicina comunque tramite internet, penso che possa reperire tutto il materiale che vuole, dalla storia, dalle foto vecchissime dei primi writer di New York all'aggiornamento quasi che hanno al giorno d'oggi proprio. Un po' si perde in creatività. Internet secondo me è come si può dire, ha fatto una sorta di danno, perché comunque sia prima per vedere dei pezzi, per comunque dovevi andare a cercare le fanzine, magari trovare la persona che le aveva, che le vendeva. Oggi le fanzine non girano più come un tempo, nonostante ce ne siano tante, però comunque sia oggi, soprattutto grazie a MySpace, Fotolog, siti veri e propri, una persona può andare a guardare tantissime cose proprio dalle quali può attingere, solo guardare, fare quello che vuole. Quindi oggi c'è proprio una diffusione, soprattutto mediatica grazie a internet, molto grande sui graffiti, sul writing. Big L, rest in peace. Rest in peace. Abbiamo iniziato a prendere delle autorizzazioni, a interessarci a chiedere le autorizzazioni intorno più o meno al 2002-2003. Comunque vedevamo una zona, si andava in comune a chiedere, poi comunque sì, anche noi col tempo siamo cresciuti e abbiamo migliorato dipingendo, quindi facendo anche delle belle cose il comune ha visto che comunque meritavamo gli spazi, e quindi oggi diciamo che c'è una benevolenza nei nostri confronti, quindi gli spazi non ci mancano. In questi ultimi anni abbiamo avuto anche l'opportunità di eseguire dei lavori su commissione che oltretutto ci ha anche aiutato a migliorare. Quindi chi avesse bisogno di un lavoro di qualsiasi tipo, anche delle informazioni, ci può contattare o al mio indirizzo dr-gibbone@msn.com.